Continua la protesta dei profughi ospitati nella base di Conetta, che da 48 ore hanno deciso di portare all'esterno i loro problemi per renderli noti alla popolazione e alle istituzioni. Il Ministero dell'Interno deve guardare la nostra situazione, recita uno dei cartelli mostrati dai richiedenti asilo, che in mattinata hanno organizzato un sit-in per poi incamminarsi, trolley al seguito, verso la statale Romea, creando qualche problema alla circolazione nelle strade della zona. Molti dei manifestanti hanno dichiarato che non faranno più rientro nella struttura, lamentandone le condizioni sensibilmente peggiorate con l'arrivo della stagione fredda. Attualmente nella base di Conetta sono ospitati circa 1100 migranti. La situazione di sovraffollamento è senz'altro meno grave di quanto lo fosse lo scorso inverno, quando la morte dell'ivoriana Sandrine Bakayoko scatenò la rivolta dei suoi connazionali. Ma le condizioni in cui vivono i profughi restano comunque critiche. A far scattare la nuova protesta è la decisione della cooperativa che gestisce il centro di rimuovere per motivi di sicurezza alcune stufe elettriche presenti nei container. Sul posto è arrivato in mattinata il vicario prefettizio Sebastiano Cento per dialogare con i manifestanti e raccogliere le loro lamentele. Oltre al freddo, dito puntato contro la qualità del cibo e le lungaggini burocratiche per ottenere i documenti.